Cerimonia stamani a Montevago in ricordo del terremoto del 14 gennaio del 1968, l'intervento dell'Ordine degli Architetti. Riunione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza a Canicattì alla presenza del prefetto, dell'arcivescovo Damiano e del sindaco. Intitolata a Don Pietro Fusetti, Guanegliano, la palestra distrettuale di Agrigento in via Ugo La Malfa. Incontro di formazione del personale dell'Istituto Gallo con gli esperti dell'ASP di Agrigento. E Pietro Infantino, il nuovo allenatore della Casum Favara, che ritorna così alla guida della squadra. Successo per la commedia di Marisa Laurito Vasame al Pirandello di Agrigento. Buongiorno con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi mercoledì 14 gennaio. Cerimonia stamani per ricordare il terremoto del Belice che avvenne tra la notte del 14 e il 15 gennaio del 1968. Tra le autorità presenti il prefetto di Agrigento Caccamo, il sindaco di Montevago La Rocca Ruvolo e l'arcivescovo Damiano. Le interviste. La testimonianza e la presenza istituzionale sicuramente che non può mancare in questa circostanza, ma quello che mi consola, ecco, ci sono anche giovani oggi presenti in questo momento celebrativo. Sappiamo bene che questo è un territorio che ha necessità ancora di un sostegno forte, quindi non solo dell'apparato pubblico ma soprattutto, ecco, delle giovani generazioni. È un territorio che tanto è stato tribonato e ancora tanto ha bisogno, ecco, di un sostegno energico. Quindi oggi siamo qui principalmente sì per ricordare, ma soprattutto per rinnovare questa consapevolezza che dobbiamo essere un po' tutti coesi, ecco, per migliorare, risollevare e valorizzare questi territori. Io penso che questo oggi sia un momento bellissimo per la comunità di Montevago inevitabilmente, ma anche per le generazioni future, per chi in questo ricordo del sisma ha visto solo morte e distruzione, può vedere anche un momento di rinascita, di riportare alla memoria pezzi del passato facendoli vivere nella mente degli altri. L'intervento che è stato completato da poco è un intervento veramente radicale che ha messo in sicurezza molte altre parti rispetto al primo intervento proprio sul Duomo, chiamiamolo, e ha portato alla luce anche la parte diciamo adiacente, con un percorso che servirà proprio per guidare le visite e capire cosa c'era attorno a questa chiesa madre. Sono emerse per esempio dei resti del municipio, di abitazioni private, quindi ognuno qui vede un pezzetto della propria storia. Oggi voler ricordare tutto questo e legarlo anche ad una figura che è quella del parroco dell'epoca, dell'arciprete Migliore, che ha servito questa comunità per 38 anni, penso che sia un momento importante, anche perché per poter portare alla luce tanti ricordi e oggetti che venivano seppelliti in qualche maniera dalle macerie, l'arciprete Migliore ha rischiato la vita, quindi riportare tutto questo oggi ha un valore fondamentale. L'altra cosa importante è capire come mettere insieme questi pezzi in un percorso che vede coinvolta tutta la Valle del Belice e tutti i paesi che sono stati dal terremoto feriti. Queste ferite devono, diciamo, essere rimarginate non soltanto da un punto di vista strutturale, ma lo devono essere anche dentro ognuno di noi per farne memoria e per andare avanti. Questo è un appuntamento che ormai si ripete da qualche anno, qui in questo luogo, in questa chiesa madre che ha accompagnato la comunità montevaghese per anni, fino a quella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68. Ecco, notte che ha segnato un prima e un dopo nella storia di tutto il Belice e di questa comunità. Basta andare un po' in giro per vedere come il paese sia stato raso al suolo, come si suol dire. E allora ritrovarsi per fare memoria, per ricordare i tanti fratelli e tante sorelle che qui hanno trovato una nuova nascita, la nascita al cielo, e i cui parenti, figli, nipoti hanno ancora viva la memoria
E allora si tratta di custodire questa memoria senza rimanere prigionieri delle nostalgie, ma fare della memoria della Chiesa Madre, dei ruderi, ma anche delle persone, perché poi sono le persone che fanno la Chiesa, che fanno la città, con uno spirito slanciato al futuro, se no si riduce a una commemorazione, siamo pieni di commemorazioni. E il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola interviene oggi sul sisma del Belice, avvenuto nella nottata tra il 14 e il 15 gennaio del 68, affermando come il sisma del 68 ha impresso una notevole evoluzione alla normativa antisismica che oggi è in grado di limitare i danni di un terremoto e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini in nostro servizio. Ricordare il passato per scongiurare i disastri nel futuro. Citando questa frase, il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, sottolinea l'importanza di alimentare la memoria del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio ha colpito il Belice, provocando 296 morti, più di 1000 feriti e quasi 100.000 sfollati. Tanti edifici in occasione del sisma avvenuto nel 1968, prosegue il presidente Lamendola, non sarebbero crollati se fossero stati costruiti nel rispetto delle attuali norme tecniche per le costruzioni, varate e aggiornate nel tempo, tenendo conto dei danni prodotti alle costruzioni dai terremoti che hanno colpito il territorio nazionale negli ultimi decenni. In tal senso il sisma del Belice ha impresso una notevole evoluzione alla normativa antisismica, determinando una classificazione che per il territorio della provincia di Agrigento individua i comuni di Menfi, Montevago e Santa Margherita del Belice quali zona a più alta sismicità, prima categoria. Le norme tecniche oggi in vigore, aggiunto il presidente Lamendola, consentono così di programmare una gerarchia delle resistenze e delle strutture che in caso di sisma determinano una sequenza preordinata di deformazioni. Le cosiddette cerniere plastiche che dissipano l'energia prodotta dal sisma salvaguardando gli elementi fragili come pilastri e impedendo il crollo repentino della costruzione. Inoltre le norme tecniche in vigore, introducendo il piano di manutenzione tra gli elaborati strutturali, alimentano la cultura del monitoraggio temporale delle condizioni di stabilità degli edifici. Terremoti come quello del Belice, che hanno prodotto lutti e disastri, ci hanno dunque insegnato a progettare meglio le strutture, riducendo i rischi di ricollo in caso di sisma e garantendo maggiori margini di sicurezza per i cittadini. E il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolta ieri pomeriggio presso la sede del Comune. Nel corso della riunione sono state affrontate le principali questioni di carattere generale, nonché quelle inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica nella città di Canicattì, anche con riferimento alla Movida e al mondo giovanile. Le interviste di Carmelo Vella. Eccellenza, stasera Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica qui a Canicattì e la gente, i commercianti reclamano maggiori controlli e purtroppo alla luce di quanto sta avvenendo. Sì, questo è il motivo per il quale oggi mi trovo qui. Ho convocato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica proprio presso la sede municipale, non nella sede naturale che è la Prefettura, proprio perché vogliamo dare segnali innanzitutto di vicinanza all'amministrazione comunale, di tutte le istituzioni statuali, ma nello stesso tempo alla collettività. La collettività che in questo momento sta vivendo un momento di fibrillazione in relazione a recenti episodi
che hanno riguardato questo territorio. Quindi io ritengo che vadano adesso approntate delle misure un po' più straordinarie rispetto all'attività quotidiana che le forze dell'ordine svolgono su questo territorio comunale. Sappiamo che le forze di polizia sono abbastanza presenti e ora vediamo un po' di affinare il dispositivo di prevenzione e sicurezza. L'obiettivo è di garantire una serena convivenza, ma soprattutto adesso insieme all'amministrazione comunale, col sindaco, cerchiamo di approfondire alcune dinamiche del territorio, ma in modo particolare cerchiamo anche di mettere a punto alcune criticità che l'amministrazione ritiene di dover evidenziare. Questo al fine, come ho detto, di adottare delle misure correttive e soprattutto andare a individuare quali tipologie di misure adottare. Questo è il motivo per il quale siamo qui. Io ritengo che oggi possa essere una riunione proficua, tra l'altro oltre al sottoscritto abbiamo il questore, i 2 comandanti provinciali, quindi questo è un segnale molto importante perché tutti i rappresentanti delle istituzioni statuali sono presenti in questa precisa circostanza. Io mi sento un po' anche di rasserenare non solo l'amministrazione comunale ma anche i cittadini perché c'è una fortissima attenzione sul territorio di Canicattì e quindi questo non verrà meno, ma soprattutto cercheremo di incrementare ulteriormente le azioni. Quindi ci saranno più forze dell'ordine sul territorio? Più forze dell'ordine non direi proprio così, ma quando dico di affinare i dispositivi significa andare a individuare delle metodologie di attività un po' più approfondite rispetto a quelle che si sono svolte sinora con i servizi ordinari. Quindi vediamo un po' di adesso capire come poter anche coinvolgere le specialità delle forze di polizia a carattere generale. In modo particolare io vorrei pianificare anche dei servizi straordinari di controllo del territorio. In principal modo va un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto anche di aver accolto positivamente anche quantomeno l'invito, ma nello stesso tempo anche lui ha voluto fortemente che si facesse anche nel nostro territorio per dare un segnale forte di presenza dello Stato nel territorio di Canicattì alla luce dei vari episodi che si sono verificati nella nostra cittadina e credo che c'è un interesse abbastanza alto da parte dello Stato, da parte della Prefettura anche di intensificare anche i controlli con i controlli straordinari nel territorio, per cui io ringrazio in principal modo non solo Sua Eccellenza il Prefetto ma il Questore della provincia di Agrigento, il Colonnello dei Carabinieri, il Colonnello della Guardia di Finanza, ma non solo, ma anche il dottore Scime del Commissariato di Canicattì, anche il Capitano dei Carabinieri, il Capitano di Cambria e il Tenente della Tenenza di Canicattì. E questi sono gli aspetti più importanti perché oggi abbiamo un territorio che è presidiato, un territorio dove effettivamente le forze dell'ordine fanno di più di quello che dovrebbero fare. Noi chiediamo maggiormente più controlli, così come già è stato detto da parte di Sua Eccellenza il Prefetto che ci saranno dei controlli dove sicuramente noi vogliamo dare un segnale forte alla cittadinanza canicattinese che lo Stato è presente e lo dimostra il fatto oggi che il Comitato Ordine alla Sicurezza Pubblica l'abbia voluto fare a Canicattì. Questo significa che è un segnale forte che lo Stato è presente nella nostra cittadina. E si è svolta oggi la intitolazione della palestra distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa dedicata a Don Pietro Fusetti dell'Ordine dei Guanelliani. Noi eravamo presenti. Sindaco, parliamo di questa inaugurazione di questo palazzetto dello sport. Più che inaugurazione, perché è stato già inaugurato, è una intitolazione a Don Pietro Fusetti, un sacerdote guanelliano, quello che riuscì a portare questa tipologia di sport ad Agrigento. Nel 1976 ci fu la prima società, nacque la prima società proprio della pallamano, Itala Agrigento, e se ricordo bene nel 1984 riuscì a portare proprio questa squadra in Serie B soltanto con atleti agrigentini. Quindi era doveroso un riconoscimento a Don Pietro Fusetti, anche perché ha fatto un grandissimo lavoro di educazione religiosa, cercando proprio di coinvolgere i ragazzi del tempo, e un quartiere che era un po' più periferico per quel periodo, una persona burbera sì, però riusciva a coinvolgere, a realizzare una coesione tra i giovani che lo rispettavano. Una struttura data in concessione a un pool di società sportive che sta funzionando, sì.
Sì, sì, vedo che sta funzionando, c'è un'ottima gestione, quindi io posso soltanto ringraziare chi che sta facendo tanto. Ecco, cosa farete per gli altri impianti sportivi inutilizzati, Sindaco? Mi riferisco in particolare alla struttura di Villa Seta. Ma c'è qualcosa in itinere, però capisci bene che siamo al tramonto della mia amministrazione comunale, quindi per ora non posso dire nulla. Don Calogero Proietto, ecco, un guanelliano oggi qui ha avuto intitolato il Palazzetto dello Sport. Sì, è davvero una cosa bella poter ricordare un uomo che ha creato identità in un luogo attraverso lo sport, attraverso la fede, si è dedicato ai giovani senza risparmiarsi. Un uomo che se uno lo vedeva aveva sempre la talare sbrindellata, le mani sporche di qualcosa e tutto il tempo lo ha dedicato agli altri, coinvolgendo, perché molti ricorderanno di come questi campi li ha fatti lui, Cariola e Pala, e coi ragazzi che avvicinava durante lo sport. L'Opera Don Guanella è lieta e i superiori anche ringraziano di questo onore che viene riservato a questo nostro confratello venuto dal nord e vissuto quasi tutta la vita È una cosa insolita solitamente che si intitola una struttura sportiva comunale a una personalità della Chiesa. Sì, e soprattutto in quest'ambito dello sport. Io mi sono permesso di dire all'inaugurazione che con il clima culturale che c'è è quasi impossibile altrove che si intitoli un qualcosa di pubblico di questi tempi a un sacerdote, ma qui davvero è un sacerdote che ha segnato la cultura di questo quartiere in 17 anni di apostolato, in un quartiere che è nato con la parrocchia. Prima c'erano poche case, campi e orti. Okay. Sì, innanzitutto noi ci sentiamo figli proprio di Don Pietro Fusetti, perché da ragazzino proprio iniziai a conoscere la pallavolo grazie a Don Pietro Fusetti. Poi qui dentro c'è anche socio del consorzio La Pallamano, Lillo Gelo, che ha anch'esso un figlio di Don Pietro Fusetti, e sono stati loro a iniziare assieme ad altri proprio la raccolta delle firme per intitolare questo palazzetto a Don Pietro Fusetti, che noi cerchiamo di onorare la sua memoria e la storia che ci ha proprio insegnato. Lillo Gelo con la palla a mano è stato uno dei promotori dell'intitolazione a Fusetti di questo palazzetto che diciamo sta andando bene, no? Sì, il palazzetto va bene, penso che la figura di Don Pietro sia stata una figura per lo sport, ma principalmente per l'attività sociale che ha fatto qua al centro Don Guanella, quindi nella zona del campo sportivo. Mi ricordo che Don Pietro iniziò con la pallavolo nel 1968 o qualcosa del genere, e poi nel 76 incominciò con la pallamano, dando sempre dei grandissimi risultati da un punto sportivo, ma principalmente facendo da un punto sociale, da un punto di vista sociale, un servizio veramente unico. Quindi averlo intitolato a Don Pietro, diciamo che è la persona più giusta e più meritevole di quello che ha fatto per questa zona di Agrigento del campo sportivo. Qua la struttura va bene, tutto funziona bene, ringraziamo il Comune per quello che ha fatto, per essere riuscito a completare la struttura e aver intitolato questa bellissima realtà a Don Pietro Fusetti. E si è svolto presso l'Istituto Gallo di Agrigento un incontro di formazione del personale scolastico con gli esperti dell'ASPE. Le interviste. Al Gallo di Agrigento oggi un interessante incontro con i medici dell'ASPE per parlare di prevenzione. Ecco quanto è importante per l'istituto scolastico affrontare questo tema. Sì, all'interno della scuola l'attenzione nei confronti dei ragazzi e degli operatori scolastici deve essere sempre massima da tutti i punti di vista, anche se per quello che ci compete dal punto di vista dell'emergenza sanitaria.
sempre in una scuola come la nostra, dove la popolazione scolastica è molto elevata, ci sono, diciamo, statisticamente un certo numero di ragazzi affetti da patologie croniche come il diabete, qualche caso potrebbe anche esserci di epilessia, o comunque di persone affette da diciamo, patologie per le quali è necessario la somministrazione di farmaci salvavita. E allora tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve essere opportunamente formato per gestire le emergenze sanitarie proprio nell'immediato qualora dovessero presentarsi. Non sono competenze, diciamo, proprie del personale scolastico, ed è per questo che oggi abbiamo organizzato questo incontro con il dottore Gramaglia e il suo staff, quindi specialisti dell'ASP di Agrigento, che con la loro notevole esperienza riusciranno a fornire quelle conoscenze, comunque quelle competenze di base per far sì che i ragazzi possano seguire quotidianamente le lezioni, quindi la vita scolastica, in massima serenità, e soprattutto garantire anche questa serenità alle famiglie che quotidianamente ci affidano i loro figli. Penso sia assolutamente necessario tutto ciò, perché attenzionare i ragazzi all'interno di una scuola ha anche questo importante aspetto da curare e da portare avanti per essere sempre più pronti ad assicurare benessere. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, interviene sul sovraffollamento del pronto soccorso aggravato dalle festività e dalle assenze di molti medici di base a Palermo, ovviamente, i colleghi di Palermo. Si è realizzata anche una coincidenza anomala, quella di questi ponti che si sono susseguiti, che hanno indotto legittimamente o non legittimamente molti medici di base a essere assenti dal loro posto di lavoro. Questo magari ha appesantito una vicenda già che di per sé era notevolmente pesante per il tipo di virus, la variazione del virus. Certo, anche questi ponti non hanno aiutato. Questo non vuole essere un esimente, naturalmente. È chiaro che sui pronti soccorsi, sulle emergenze occorre lavorare intensamente, questo lo faremo, è uno dei punti programmatici della mia azione di governo, l'ho detto sin dalle mie prime battute di questa mia esperienza, di questa mia avventura. I fatti di oggi, i fatti di questi giorni ci invitano, ci spronano naturalmente ad un ulteriore maggiore rigore, una maggiore presenza, anche se tengo a ribadire che sono orgoglioso della qualità umana, sanitaria e parasanitaria dei nostri rappresentanti del mondo della sanità. Abbiamo degli ottimi medici, abbiamo degli ottimi parasanitari, assistenti, infermieri, e quindi di questo bisogna tenerne conto anche per incoraggiarli a quello che fanno, anche con lo spirito di abnegazione, nel momento in cui magari le strutture, quelle diciamo più murarie che altro, magari non rispondono, non funzionano, come ascensori che si guastano. Ho letto dalla stampa vicende inaccettabili per le quali mi sono confrontato con l'assessore, ma ritengo veramente inaccettabile che in un ospedale di provincia, in capitale di provincia, possano verificarsi fatti che a voi noti. Naturalmente sto seguendo la cosa con molto rigore, con maggiore riservatezza, ma con molto rigore, perché fatti del genere non possono verificarsi. E la regione siciliana ha raggiunto l'obiettivo di spesa previsto per l'anno 2025 nell'ambito del programma nazionale Equità nella Salute, contribuendo al conseguimento dell'obiettivo a livello di paese. La spesa, coordinata dal Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato della salute in qualità di organismo intermedio, in Sicilia ammonta a oltre 17,7 milioni di euro, superando il target previsto di 16,3 milioni. Si tratta di un traguardo importante che testimonia l'efficacia del metodo di lavoro adottato, ha dichiarato l'assessore Daniela Faraoni, frutto della collaborazione coordinata tra l'amministrazione regionale e le aziende sanitarie provinciali, beneficiari impegnati in un settore complesso e strategico per tutto il territorio. Fondamentale è stata la governance integrata a livello nazionale e territoriale, che ha permesso così di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. Il piano operativo regionale dispone di una dotazione complessiva di 104 milioni di euro
euro e si articola su priorità strategiche, servizi sanitari più equi e inclusivi e servizi sanitari di qualità. E il personale dell'ufficio immigrazione della questura di Agrigento, abilitato all'esecuzione delle scorte internazionali, ha dato esecuzione al rimpatrio di un cittadino extracomunitario destinatario di provvedimento di espulsione del territorio nazionale emesso dall'autorità giudiziaria. Il provvedimento trae origine da attività investigative svolte dalla squadra mobile di Agrigento che hanno condotto a una condanna definitiva per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con conseguente applicazione della misura espulsiva al momento della scarcerazione. Il rimpatrio è stato eseguito al termine delle procedure di competenza mediante l'accompagnamento alla frontiera e l'imbarco su un volo di linea con destinazione Tunisia, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste. L'attività rientra nel quadro delle azioni svolte dalla Polizia di Stato per il contrasto all'immigrazione irregolare, l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e la tutela della pubblica sicurezza. Accoltellamento a Capaci, stanotte un giovane è stato ferito nel corso di una rissa tra due gruppi di ragazzi. Potrebbe trattarsi di un tentativo di resa dei conti finito nel sangue, indagano i carabinieri di Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella serata di ieri a Capaci, in provincia di Palermo. Dai primi accertamenti si sarebbe trattata di una spedizione punitiva per un precedente scontro avvenuto tra due gruppi poco prima nel quartiere Marinella. Tra i due gruppi esisterebbero infatti vecchie ruggini sulle quali stanno indagando i carabinieri. Un primo scontro sarebbe avvenuto nella zona di Tommaso Natale, dove alcuni testimoni raccontano che sarebbero state utilizzate anche delle mazze. Successivamente i giovani della Marinella si sarebbero organizzati e sarebbero partiti alla ricerca delle 19enne, tendendogli un agguato proprio a Capaci, tra Piazza della Repubblica e Via Zima, nei pressi della sua abitazione. Una prima rissa tra una ventina di giovani si sarebbe sviluppata in Piazza di Amicis e poi il gruppo della Marinella avrebbe inseguito i rivali, dove durante il secondo scontro un coltello avrebbe ferito il 19enne, trasportato immediatamente all'ospedale Villa Sofia di Palermo in codice rosso. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, intanto indagano i carabinieri per capire il movente dell'accoltellamento, acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di trovare elementi utili all'identificazione della persona che ha accoltellato la vittima. Grave incidente mortale oggi tra due moto ad Alcamo, muore un giovane di 19 anni, Gabriele Calvaruso. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri ad Alcamo in Via L'Europa, dove ha perso la vita il 19enne Gabriele Calvaruso. Il sinistro ha coinvolto due motociclette, una Enduro Beta ed una Honda 125. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi che percorrevano il Via L'Europa nello stesso senso di marcia si sarebbero toccati ed a seguito dell'impatto il giovane 19enne avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un albero collocato nello spartitraffico centrale tra le due carreggiate del Via L'Europa e successivamente sull'asfalto. Immediato l'arrivo sul posto della Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che hanno chiuso il traffico in direzione della via Narici per consentire l'arrivo dei soccorsi, che hanno accertato la gravità delle condizioni del ragazzo, il quale aveva perso molto sangue, e da subito hanno effettuato manovre di rianimazione. Gabriele Calvaruso è stato così trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Alcamo, dove sarebbe dapprima stato stabilizzato nonostante le gravi ferite. I medici avrebbero anche ricorso a trasfusioni di sangue. Intorno alle 17:30 è stato quindi disposto il trasferimento verso l'ospedale Villa Sofia di Palermo, ma in tarda serata il giovane è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. La notizia ha scosso profondamente la comunità alcamese, colpita dalla scomparsa di un ragazzo così giovane. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Alcamo, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Linea alla regia per la pubblicità.
Sorpreso con oltre 1 chilo di cocaina, i poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento hanno arrestato un 35enne di Agrigento con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagato, dopo le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica, è stato portato in carcere. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio in piazza Ugo La Malfa, nei pressi dello stadio Esseneto. Il 35enne, alla guida di un furgone, è stato bloccato dagli agenti e durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la cocaina. Voleva i soldi per acquistare la droga e al rifiuto dei genitori li ha aggrediti. Protagonista della vicenda è stato un 25enne agrigentino disoccupato denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo l'intervento delle forze dell'ordine. I genitori, esasperati dalla situazione, hanno dovuto denunciare il figlio. Il giovane danese avrebbe dato inizio a una escalation di gesti brutti con incessanti richieste di denaro e atteggiamenti sempre più offensivi e minacciosi in caso di risposta negativa. L'ultimo episodio, nei giorni scorsi, quando all'ennesima richiesta di soldi che sarebbero serviti ad acquistare la droga, è scoppiata una discussione degenerata rapidamente, urla, offese e poi dalle parole si è passate alle vie di fatto. Avrebbe colpito la madre e il padre, i due coniugi, temendo che la situazione potesse precipitare, hanno chiamato il 112. I due coniugi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove sono stati medicati. Le loro condizioni non sono risultate gravi e guariranno in pochissimi giorni. Presentato ieri presso la chiesa di San Nicola il libro di Don Vincenzo Arnone, Narrazioni. L'evento è stato organizzato dalla società Dante Alighieri, Comitato di Agrigento. L'intervista a Don Vincenzo Arnone. Don Vincenzo Arnone oggi qui presso la chiesa di San Nicola per la presentazione del suo libro Narrazioni. Ecco sì, questa sera abbiamo presentato il mio libro Narrazioni, una raccolta poetica, e grazie alla disponibilità della Chiesa messa da Don Lillo Argento e dalla Dante Alighieri di Agrigento e da un pubblico numeroso e attento. Ecco, questa mia raccolta appunto di poesia, la prima e l'unica anzi, perché ho pubblicato vari libri di carattere narrativo, saggistico, ma questa è l'unica raccolta di poesia. Narrazioni perché appunto è una narrazione in versi di fatti, eventi oppure di luoghi, di personaggi, e che vengono ritratti proprio dalle parole, la parola però poetica, la parola suggestiva, la parola che entra nei fatti della vita. Queste poesie variano da luogo a luogo, diciamo da tempo a tempo. Per esempio appunto c'è una narrazione, una poesia narrazione che è ambientata a Firenze, un'altra ambientata tra Palermo e Agrigento, poi c'è un'altra poesia che è intitolata Agrigento, un'altra Matera, un'altra poesia intitolata ecco, il borgo, salire a Barbiana, no? Ecco, quindi varie poesie. E io penso, ecco, ci sono anche delle ballate, le ballate poetiche, una ballata di Eva, una ballata di Adamo, una ballata di Ruth, no? Ecco, proprio nello stile della ballata classica biblica, ecco, che vede un po' ecco, raccolti tutte queste suggestioni. Ecco, io ringrazio tutti quelli che sono venuti, mi auguro che questo mio libro è intitolato Narrazioni, edito da Studium di Roma. Tra l'altro c'è stato anche un ampio dibattito con diversi interventi in materia. Sì, ci sono stati diversi interventi della Presidente della Dante Alighieri, Ienna, di Enzo Di Natale, di Antonio Liotta, di Sciabica,
e poi alcune persone hanno letto alcune poesie. Quindi direi che è stato un incontro completo, ecco, nella sua sfaccettatura, ecco, di poesie e saggistica e interventi critici. Dopo la cerimonia di chiusura di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025 dello scorso 10 gennaio, il Parco archeologico della Valle dei Templi, in qualità di stazione appaltante, ha proceduto alla nomina della commissione di gara per i servizi di valutazione sugli impatti economici, sociali e culturali del progetto Agrigento, capitale della cultura 2025, visto il capitolato tecnico posto a base di gara, stanziando ben 48.800 euro per tale valutazione. La scadenza del termine per la presentazione, fissata per il 12 gennaio, alla suddetta procedura sono stati invitati 5 operatori economici. Sono pervenute offerte da parte di 2 soli operatori. La commissione di gara relativa alla procedura di affidamento dei servizi di valutazione sugli impatti economici e sociali di Agrigento, capitale della cultura, è composta da Roberto Sciarratta nella sua qualità di presidente, da Margherita Orlando, componente, e da Anna Capizzi, componente. Su questo punto del percorso, in assenza del monitoraggio ex ante e in itinere, si dovrà lavorare celermente per una valutazione su misura, come fu per Capitale Palermo 2018. E il presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola, a nome del Consiglio dell'Ordine, esprime il proprio apprezzamento e formula i migliori auguri di buon lavoro al professor Giovanni Tuzzolino nel suo nuovo prestigioso ruolo di presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Arte e l'Architettura Contemporanea al Ministero della Cultura e componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. Si tratta di un ulteriore traguardo, ha affermato il presidente Lamendola, raggiunto meritatamente dal professore Tuzzolino, che riuscirà certamente a coniugare nel migliore dei modi il nuovo ruolo come quello di professore ordinario di progettazione architettonica all'Università di Palermo, di presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento e di componente del Consiglio regionale dei beni culturali. Passiamo allo sport. Risolta la crisi alla Castrum Favara, Pietro Infantino ritorna a guidare la squadra. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Si risolve in meno di 24 ore la crisi tecnica in casa Castrum Favara, aperta dopo la rescissione consensuale con Nicolò Terranova, l'allenatore mazzarese che ha guidato la squadra fino a domenica scorsa. L'area tecnica della Castrum Favara riparte dal passato, raggiungendo l'accordo con Pietro Infantino sulla panchina gialloblu dallo scorso campionato e fino alla quinta giornata d'andata. Il tecnico di Cammarata si era dimesso dopo la sconfitta di Vibo Valencia, pur avendo la squadra ottenuto ben 7 punti nelle prime 5 gare, con le vittorie prestigiose con Regina e Milazzo e il pareggio sul terreno di San Biase. Infantino, come un fulmine a ciel sereno, comunicò alla società di interrompere il rapporto di lavoro per motivi personali, ma il suo feeling con la società e la città ed i tifosi non si è mai interrotto. Prova ne sia che ieri è stato comunicato l'addio di Terranova e stamattina è stata diffusa una nota stampa che annuncia il suo ritorno. Riprende in mano il progetto giallo-blu, sposato nell'estate del 2024, e con senso di responsabilità ha detto sì in questa situazione di emergenza in classifica. C'è da salvare la categoria e Pietro Infantino, pur trovando una squadra snaturata rispetto a quella costruita in estate, senza Vaccaro, Leone, Kosovan, Tripicchio e tanti giovani promesse, si mette in gioco. Con lui ritorna il suo vice Dario Di Dio e troverà nello staff anche Francesco Fanara, Giovanni Costantino e Michele Gallo. Alle 15 il tecnico incontrerà la squadra nel suo primo allenamento al Broccoleri in vista della gara di domenica a Milazzo contro l'ex Gaetano Catalano. Alle 17:30 nella sala stampa Salvatore D'Oro, tecnico e dirigenza incontreranno la stampa.
Vasame conquista il Teatro Pirandello, applausi a scena aperta e grande partecipazione del pubblico. Alla fine della prima replica di Vasame, L'amore rivoluzionario, il Teatro Pirandello ha salutato lo spettacolo con applausi convinti e prolungati, segno di una partecipazione autentica e sentita. In scena Marisa Laurito ed Enzo Gragnanello, protagonisti di un racconto intenso che intreccia parola, musica e sentimento. Subito dopo il sipario abbiamo raccolto le prime impressioni da parte del pubblico. Le interviste. T'ho voluto bene, tu mi hai voluto bene, ma non c'è mamma ch'io, ma hai voluto tu, visto che attamento piensa a me, ma non c'è mamma ch'io, ma hai voluto tu, distrattamente. Bellissimo, meraviglioso, è stato veramente bello, sì. Musicisti eccezionali e lei un'attrice sempre bravissima. Anche il tema. Se l'aspettava così? No, è stata una piacevole sorpresa. Una Marisa Laurito diversa. Che impressione ti ha fatto questo spettacolo? Devo dire che lo spettacolo ha confermato le mie aspettative, anzi le ha superate. E devo dire pure con piacere che il palinsesto sta andando veramente bene. Ho visto un teatro pieno in un infrasettimanale e sono molto molto contento della stagione teatrale. Marisa Laurito cosa dici? Un pezzo da 90, veramente, grandissima, grandissima. Beh, direi proprio di sì, all'altezza, perché Enzo è un grande compositore, è un grande poeta e poi c'è anche l'arte teatrale di Laurito che è stata eccezionale veramente. Ho anche visto il pubblico che ha risposto molto bene, quindi sicuramente un 10 e lode. La signora che dice, che ci dice dello spettacolo? Mi è piaciuto molto, come a tutti penso, no? Gragnanello è un grande. Testi intensi, un po' troppa enfasi, però è stato bello, molto bello. Sì, era iniziato in maniera strana, devo dire. Adesso devo però raffreddare le corde dell'emozione, perché praticamente ci sono alcuni momenti toccanti, viene la lacrimuccia pure all'occhio. Poi io ho un po' di sangue napoletano nelle vene, per cui questa musica peraltro fatta bene, i musicisti erano bravissimi, c'è stata grande intensità. Ho passato 2 ore bene. Molto bello, ben fatto, con Marisa Laurito, che insomma non è una certezza, però c'era uno spettacolo nello spettacolo, perché la musica è stata veramente entusiasmante, ha spaziato dalle canzoni tradizionali napoletane benissimo interpretate, ma anche a tanti ritmi, dal jazz al blues al rock, veramente entusiasmante. E poi Marisa Laurito, ovviamente, una certezza. Ricetto d'oro pubblica che mi sapeva, assomiglia a te. Molto ricco, sia come contenuti, ma anche come scenografia e tutto. Bellissimo, bello veramente. Eccezionale, bello veramente. Stati favolosi. Dio Marisa Laurito. Meraviglioso, complimenti alla direttrice Roberta Torre che ci ha portato quest'altro capolavoro. Marisa Laurito un'istituzione, quel poeta di Gragnaniello, il cognome è difficile ma la sua arte è grande e incontenibile. L'amore è rivoluzionario, Napoli d'altronde ha rivoluzionato il mondo con la sua poesia, con la sua musica, con la sua bellezza e diventa veramente metafora di ciò che è vanto dell'umanità. Quindi questa sera l'amore, che è una cosa semplice ma poi così complicata da dimostrare, vivere e condividere, è stato ampiamente dimostrato e sigillato dalla musica e dalla grandezza di questi grandi artisti. Uno spettacolo musicale mancava. Uno spettacolo musicale mancava ed un cartellone evidentemente ricco e completo, quindi siamo felici, ce n'è per tutti i gusti. Beh, spettacolo entusiasmante, poi l'amore declinato sia in prosa che in musica, e poi il maestro è veramente un grandissimo artista.
Poi la musica napoletana ci tocca anche nel cuore, è un gemellaggio anche con la musica nostra del nostro territorio, quindi ancora di più dico questo spettacolo che per me è stata una sorpresa, mi aspettavo una commedia, invece uno spettacolo musicale a tutti gli effetti, quindi veramente bello e poi anche un pubblico molto appassionato, attento e quindi questo ci dà ancora più lustro perché dico, è sempre cultura quella che si fa e quindi ci fa veramente immenso piacere. Grazie, buonanotte. Non l'ha mai fatta la Passerella. È poeta. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.